Perché abbiamo aperto la sede in Piazzale Favretti di fronte alla stazione di Mestre? Perché abbiamo voluto piantare la bandierina della legalità nella zona più degradata della città di Mestre. La nostra presenza farà sì che la qualità della vita del quartiere migliori, piantando, ripeto, la bandierina della legalità e del venetismo, della venezianità, di un quartiere totalmente degradato e scena tutti i giorni di episodi di violenza e di malaffare. Questa inaugurazione ci darà la possibilità di avere una sede adeguata alla dimensione che ormai Prima il Veneto ha preso nella regione Veneto. Abbiamo una sede confortevole, articolata in più stanze, in più segreterie, dove sarà possibile fare della formazione politica, dove sarà possibile fare della programmazione, dove sarà possibile fare degli stage di strategia mentale, degli stage di marketing politico e ulteriormente crescere. Prima il Veneto gli uomini e le donne li ha, la sede vecchia tanto amata è diventata purtroppo troppo piccola, adesso ci siamo strutturati in una sede adeguata alle nostre esigenze e adeguata alle richieste che la popolazione ci fa. Quindi stiamo dando una risposta, ripeto, adeguata per la popolazione di Venezia, di Mestre e del Veneto intero. Perché ricordo che noi siamo articolati in sezioni provinciali e abbiamo sezioni aperte anche in Brasile, in Inghilterra e stiamo ulteriormente diffondendoci in tutta la parte d'Italia e del Veneto d'Italia e del mondo. Davanti a uno Stato centrale ormai in metastasi politica, amministrativa e finanziaria, ripeto, ricordo che il debito pubblico ogni mese fa un record negativo. Davanti a questo scenario assolutamente deficitario, Prima il Veneto si ripropone l'indipendenza del Veneto. L'indipendenza che è il primo punto del nostro decalogo, che dice appunto indipendenza del Veneto, unica soluzione alla crisi. Il nostro decalogo prevede altri 9 punti, ma in realtà ottenuto il primo punto, gli altri 9 sono diretta conseguenza dell'ottenimento del primo. Quindi noi oggi ribadiamo in termini assoluti la necessità che il Veneto diventi Stato, nazione indipendente. A chi ci accusa che siamo troppo pochi, ricordo che in Europa e nel mondo ci sono parecchi stati che hanno meno di 5 milioni di abitanti. Quindi noi siamo assolutamente in grado di gestirci, ricordando come ogni anno oltre 21 miliardi di euro, cioè pari a metà del gettito totale italiano dell'IRAP, ogni anno vanno a Roma e non tornano indietro, il famoso residuo fiscale attivo. Se noi fossimo indipendenti avremmo a disposizione 21 miliardi di euro a testa ogni anno in più, che ricordo sono 4.000 euro a testa, che ricordo sono 8 milioni di lire.